Io penso che abbiamo cantato una canzone che porta delle parole con una grande responsabilità dentro, no? Quando abbiamo cantato Trasformaci Signore. È bello, no? Signore, guarda, cambia la mia vita, cambia il mio modo di pensare, cambia il mio modo di vivere. Ma quando Dio comincia a fare pressione sull'argilla, con le sue manine, a volte non è piacevole, no? Perché in genere, da quello che io capisco del Signore, Lui mette, è una frase che mio figlio ogni tanto mi ripete, no? Papà, ma perché tu sei capace di farmi arrabbiare? Esattamente perché sono tuo padre. A volte Dio ci mette in situazioni, no? In momenti della nostra vita dove noi dobbiamo subire una trasformazione, no? Perché diciamoci la verità, non ci piace tanto a trovarci in situazioni nuove, non ci piace tanto trovarci in situazioni in cui noi non siamo abituati a vivere, no? Perché a noi piace la stabilità e quando Dio comincia a agitare un pochino le acque e noi andiamo in tilt, no? Fratelli, io tutte le volte, non so se succede a voi, ma tutte le volte che apro la parola di Dio, io in qualche modo vado in crisi, no? Perché? Perché io capisco che Dio ragiona qua e io ragiono qua. E quando io devo cominciare a trasformare il mio modo di pensare, è complicata la cosa, no? Perché poi so che quando comincio a cambiare modo di pensare, devo cominciare anche a cambiare modo di vivere. E fratelli, se noi usciamo da un culto, se noi usciamo da un nostro contatto personale durante il giorno col Signore uguale a prima, c'è qualcosa che non funziona. Allora noi durante tutto il mese, insieme al pastore Caio, parleremo, al mese di febbraio, parleremo dello Spirito Santo. Io so che quando tu cominci a parlare di Spirito Santo qualcosa succede, no? Perché lo Spirito Santo è quello che trasforma la nostra vita. Lo Spirito Santo non sta fermo, lo Spirito Santo agisce nella nostra Chiesa, lo Spirito Santo agisce nella nostra famiglia, nella nostra vita personale. L'importante è che noi lo lasciamo agire e dobbiamo essere veramente disposti a essere come l'argilla di cui parlava questa canzone. Ok? Io vi invito ad aprire le vostre Bibbie, stamattina parleremo dei doni dello Spirito Santo. È interessante una cosa, che è gloria o misericordia. Perché, fratelli, quando noi cominciamo a parlare di doni, è interessante che Dio ha dato i doni alla Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo, ok? Perché la Chiesa sia più unita, ed è interessante che quando tu cominci a parlare di doni la Chiesa si divide. Io ancora non entro in questa logica, no? Ma succede, le Chiese si dividono le denominazioni si dividono, non a caso esistono battisti, pentecostali, metodisti, eccetera, eccetera, no? I battisti là in Brasile sono chiamati battistão, quelli che l'organo, se vai oltre l'organo sei già andato all'inferno, ok? Se c'è la batteria, guai. E dopo ci sono i pentecostali estremi dall'altra parte e ognuno ha la sua opinione sui doni. Fratelli, io ho imparato e sto imparando, e spero che imparate insieme a me, a essere dei credenti biblici. Perché i battisti non hanno la verità assoluta in tasca, i pentecostali non hanno la verità assoluta in tasca, il Chiesa dei Fratelli non ha la verità in tasca, il Signore ha la verità in tasca. E quando noi entriamo nella parola di Dio dobbiamo cambiare opinione. E io, fratelli, tante volte ho cambiato opinione, tante volte ho detto, Signore, perché questo e perché l'altro? Io sono convinto di questo, ma il Signore mi ha convinto in modo diverso, perché la sua parola ragiona qua, io sono qua. E quindi noi stamattina cercheremo di cambiare il nostro modo di pensare, no? Scusatemi la lunga introduzione, ma sapete cosa vuol dire cambiare modo di pensare nella Bibbia? Convertirsi. Noi dobbiamo convertirci tutti i giorni ai pensieri del Signore. Quindi apri la tua Bibbia, 1 Corinzi capitolo 12, e la parola di Dio dice così. 1 Corinzi capitolo 12 dice: circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate pagani eravate trascinati dietro gli idoli muti, secondo come vi si conduceva.
Perciò vi faccio sapere che nessuno parlando per lo Spirito di Dio dice Gesù è anatema o maledetto. E nessuno può dire Gesù il Signore se non per lo Spirito Santo. Ora, vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue, ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei, greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto l'udito fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano, non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo, che sembrano essere più deboli, sono invece necessarie. E quelle parti del corpo che stimiamo essere la meno onorevoli, le circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno, ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora, voi siete il corpo di Cristo e membra d'esso ciascuno per parte sua. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, il terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi doni di guarigione, poi assistenze, doni di governo, diversità delle lingue. Sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? Tutti hanno forse i doni di guarigione? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Voi però desiderate ardentemente i doni maggiori. E ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Preghiamo che il Signore ci possa parlare questa mattina. Signore, grazie, perché la tua parola, Signore, è illuminante. Signore, nella nostra Chiesa, nella nostra comunità ci sono tantissimi cari fratelli, Signore. Ciascuno di noi ha un'estrazione diversa. Ciascuno di noi ha a volte delle idee completamente diverse l'una dall'altra. Ma, Signore, quando noi smettiamo di guardare la punta dei nostri piedi e alziamo lo sguardo, Signore, e ascoltiamo quello che Tu hai da dirci, tutte le nostre differenze spariscono. E Tu solo, Signore, Tu solo prendi
veramente il posto che ti spetta nella tua Chiesa. Signore, che la tua parola questa mattina possa davvero, Signore, parlarci e trasformarci, Signore, secondo il tuo pensiero, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questa è una delle chiese più complicate che esisteva a quel tempo, la chiesa di Corinto. La chiesa di Corinto aveva un sacco di problemi all'interno, aveva problemi morali, il peccato era una roba piuttosto normale all'interno della chiesa di Corinto. Nella chiesa di Corinto c'erano i partiti politici, ok? C'erano quelli che dicevano che appartenevano a Paolo, alcuni a Apollo, altri a Pietro. È interessante che ognuno di questi predicatori aveva le sue caratteristiche. Paolo, per esempio, era l'innovazione, no? Era quello che predicava, quello che aveva potenza quando predicava, no? E le persone si entusiasmavano quando vedevano Paolo imporre le mani, guarire le persone, quindi io sono di Paolo. Ma c'era il grande predicatore, che era per esempio Apollo. Apollo era quello eloquente, no? Dice la scrittura che lui era molto eloquente nelle scritture, e quindi c'erano quella fascia di credenti che piaceva la predicazione, sai, fluente, che erano interessati anche alla parte estetica della predicazione e facevano partito politico. E infine c'erano anche quelli che erano di Cristo. Quelli di Cristo non appartenevano a nessun gruppo in particolare, erano i peggiori di tutti perché non avevano nessun riferimento umano all'interno della Chiesa. E quindi c'erano questi settori, questi partiti politici all'interno della Chiesa di Corinto. Poi c'erano problemi di liti tra fratelli. Se voi leggete tutta l'epistola vi accorgerete che Corinto era una città veramente complicata nella Chiesa. Okay? Perché? Perché Corinto era una città molto particolare, era una città di mare. E voi sapete che c'è quel detto, no? Che i marinai hanno una donna in ogni porto, e veramente Corinto era un porto. Era un porto, addirittura non aveva un porto solo, ma 2 porti. Corinto era su una striscia di terra dove tu vedevi una striscia che si chiamava istmo, ok? Tu vedevi da una parte il mare, dall'altra il mare. C'erano 2 porti, uno a nord e uno a sud. E la cosa interessante che facevano chi navigava in quel tempo, prendevano le loro navi, arrivavano al primo porto, mettevano dei rulli fatti di tronchi di albero e passavano le navi da una parte all'altra, così risparmiavano tutto il giro da fare attorno alla Grecia, e questo portava le persone a fermarsi in quella meravigliosa città che si chiamava Corinto. Solo che Corinto c'era un problema, era la città del divertimento. No? A Corinto esisteva la prostituzione sacra istituzionalizzata. C'era una legge statale che diceva che le donne corinte una volta nell'anno per una settimana dovevano donare se stessi, il proprio corpo per i passanti, perché questo era un culto alla dea Afrodite. C'erano 1000 sacerdotesse sacre che praticavano questo a Corinto. Quindi nell'antichità, quando tu usavi un termine per dire vado a divertirmi, si usava il termine vado a corinteggiare, ok? Vado a corinteggiare. Quindi voi potete immaginare il mescolio di culture, il mescolio di modi di pensare che c'era nella chiesa di Corinto. C'era un po' di tutto. Perché? Perché le persone cominciavano a convertirsi, cominciavano ad ascoltare la parola di Dio che era stata portata dall'Apostolo Paolo. Le persone entravano nella chiesa ma portavano molto del loro modo di pensare del mondo all'interno della chiesa. E quindi i problemi cominciavano a moltiplicarsi, perché io conosco una regola, fratelli, interessante, che tu moltiplica il numero di persone che stanno insieme e tu moltiplicherai i problemi. E quindi la chiesa di Corinto stava cominciando a entrare in una problematica molto seria, principalmente a riguardo dei doni spirituali. Sapete perché, fratelli? Perché le religioni misteriche che i Corinti praticavano prima avevano molti doni spirituali simili a quelli che si manifestavano all'interno della Chiesa attraverso lo Spirito Santo. E non voglio scioccare nessuno, questa è storia. Nelle religioni misteriche si parlava in lingue, nelle religioni misteriche si facevano miracoli, nelle religioni misteriche si avevano visioni ed estasi come nella Chiesa cristiana. E quindi le cose si stavano mescolando insieme e l'Apostolo Paolo stava cercando di fare un po' di ordine in questo, ok? E quindi
Paolo esordisce in questo capitolo numero 12 di Corinti dicendo: fratelli, io non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. Lui, Paolo, voleva che i Corinti non fossero nella ignoranza, perché i doni spirituali di Dio sono tutt'altra cosa che i doni spirituali che venivano dati nelle religioni misteriche, e io lo dico chiaramente, dal diavolo, perché questo erano doni spirituali dati dal diavolo, perché voi sapete che il diavolo imita sempre quello che Dio fa. Se Dio ha il suo Cristo, anche Satana ha il suo Cristo. Se Dio ha la sua Chiesa, anche Satana ha la sua Chiesa. Se Dio ha i suoi doni, anche Satana ha i suoi doni, perché lui piace imitare in modo che le persone si confondano, e quando lui riesce a fare questo all'interno della Chiesa, la Chiesa si spacca, come dicevamo prima. E noi quindi oggi, fratelli, noi faremo un lavoro proprio di separazione di che cos'è una cosa e di che cos'è un'altra. E la prima separazione che io voglio fare, la prima distinzione è: cos'è un dono dello Spirito, che in realtà nella traduzione italiana non rende l'idea, perché la parola dono a riguardo dei doni spirituali non è dono, è carisma, che è un'altra cosa. E la seconda definizione che noi daremo oggi è la parola doron, che vuol dire proprio dono. Sapete, l'unico dono effettivo che noi abbiamo nella nostra vita spirituale è lo Spirito Santo. È questo l'unico dono reale che noi abbiamo nella nostra vita cristiana. Sapete perché? Perché vi ricordate Pietro quando stava predicando Atti degli Apostoli dicendo: convertitevi e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Lì la parola usata è doron. E in tutta la parola di Dio nel Nuovo Testamento, quando tu parli della parola dono, è riferito allo Spirito Santo. Ok? Avete capito questa cosa molto importante che dobbiamo capire per primo. Quando Paolo si riferisce ai doni, la parola usata nel Nuovo Testamento nel greco è la parola carisma. È tutta un'altra cosa. E sapete perché non viene tradotto in italiano nel senso corretto? Per non fare confusione. Perché se noi dovessimo tradurre letteralmente quello che c'è scritto lì, dovremmo dire gli spiriti. Gli spiriti. Allora, spirito di profeta, spirito di misericordia, spirito di eccetera eccetera. C'è una lista intera che noi troviamo qua in 1 Corinzi 12, lo spirito di. E sapete cosa significa la parola carisma? Carisma vuol dire azione della grazia di Dio. Quindi quando io agisco secondo questa capacità soprannaturale nella Chiesa, io faccio una azione, ok? Un'azione. Per esempio, un'azione io la faccio per tutto il giorno. Io sono papà, sono pastore, sono marito. Io per un tempo faccio l'azione di papà, per un tempo faccio l'azione di pastore, per un tempo faccio l'azione di marito. Non faccio sempre la stessa cosa. Quindi il carisma è un'azione dello Spirito. In un dato momento della mia vita spirituale Dio decide di fare un'azione attraverso di me. E io qua imparo la prima cosa fondamentale, che il dono non mi appartiene. Il dono non è mio, è una cosa che in quel momento Dio decide di fare azione attraverso di me per il bene del corpo di Cristo. Quindi, fratelli, io nasco con un dono spirituale? Sì, io nasco con un dono spirituale. Quando ricevo lo Spirito Santo almeno un dono mi viene dato per servire il corpo di Cristo. Ma questo dono può essere tolto, può essere ridato, Dio può cambiare idea, darmi altre cose da fare. Io non so se farò sempre il pastore. Magari un giorno Dio mi chiamerà, chi lo sa, a insegnare in un seminario battista. Potrebbe essere un sogno. Ma io non so se Dio mi userà sempre per essere pastore. Perché? Perché il dono, il carisma non è mio, fratelli. È Dio che decide di darmelo in un dato momento. È Dio che dice adesso sì, adesso no. L'Apostolo Paolo a un certo punto, lui aveva dono di guarigione. Vi ricordate che l'Apostolo Paolo imponeva le mani, addirittura Pietro passando con il mantello si guarivano i malati? Ma a un certo punto l'Apostolo Paolo dice: io ho lasciato il mio fratello Trofimo infermo a Mileto. Quindi vuol dire che lui in quel momento lì non era più capace di guarire. Perché? Perché era meno spirituale? No, perché Dio aveva deciso di non fare quell'azione. Caro mio,
È Dio che decide per la mia vita e per la tua vita. È Dio che decide di fare quell'azione nella mia vita o no. Dipende se Dio vuole. Ah, pastore, ma io in questo momento non vedo la manifestazione dello Spirito Santo nella mia vita, vuol dire che sono meno spirituale? No. È perché Dio ha deciso in quel momento lì che non deve essere. Sapete perché Dio fa così, fratelli? Sapete perché Dio fa così? Perché noi non dobbiamo e non possiamo inorgoglirci. Ah, ma quel fratello quando apre bocca, le persone cadono per terra. E io vedo, fratelli, che quando funziona sempre, non so se ti è mai capitato, quando tutto funziona bene e sempre, tu cominci a salire, no? Salire, a un certo punto fai, pom. E Dio che ti dice, hai visto? Dove sei andato a finire col tuo dono spirituale? Io mi ricordo, fratelli, un'esperienza molto interessante nella mia vita. Mia figlia è nata 15 anni fa, nell'anno 2000, no? È nata con diversi problemini fisiologici, aveva reflusso, aveva un sacco di cose che veramente non funzionavano. Siamo passati per ospedali a go-go, no? Per i primi 3-4 anni. E mi piaceva molto studiare la parola di Dio, no? E quando Dio ha cominciato a amministrare la mia vita, no? Chiaro che un genitore quando vede i suoi figli soffrire, no? Soffre, ovvio che è così. E a un certo punto Dio mi ha detto, ok Sandro, ma con tutta la tua teologia, con tutto il tuo metodo di insegnamento, dove vai adesso con questo problema? Fratelli, a volte, come abbiamo cantato prima, Dio comincia a metterci in situazioni in cui i nostri doni non contano assolutamente niente. E noi dobbiamo renderci conto che il nostro salire è un salire umano e Dio in qualsiasi momento può fare così e dire ok, adesso dove vai col tuo dono? Perché, fratelli, il dono non è la cosa più importante di tutti nella Chiesa. Sapete qual è la cosa più importante di tutti? L'Apostolo Paolo lo dice alla fine del capitolo, e ora vi mostrerò una via più alta. E la cosa più importante nella vita di un cristiano è l'amore di Dio. Gente, i Corinti, l'Apostolo Paolo dice, voi non mancate di nessun dono, ma avete un serio problema. 1, siete ignoranti a quanto riguarda i doni dello Spirito, e 2, voi non considerate la cosa più importante di tutti, che è l'amore di Dio. È questo che voi non state vivendo, perché, fratelli, è facile inorgoglirsi con il proprio dono. È per questo che la parola dono, Dio ha usato questa parola molto interessante, carisma, azione della grazia di Dio. Dio fa un'azione che può succedere una volta nella vita di un credente. Ah, ma quel fratello... Non so se avete mai visto quelle riunioni di guarigione. Io quando sento queste cose vado giù di testa, no? Giù di testa. Pastori che riuniscono in Sudafrica 1 milione di persone, riunione di guarigione. E io dico, ma questo pastore ha letto la parola di Dio? Lo sa che è un carisma e che non è un dono? Perché, gente, io oggi posso pregare per il fratello X, per la sorella Y, chiedendo, Signore, guarisci quella persona, e Dio può fare questo, ma può succedere una volta nella mia vita. Dipende se Dio decide di agire attraverso di me. Avete capito questa distinzione? Fondamentale. L'unica cosa su cui tu puoi contare, fratello mio, è il dono dello Spirito Santo. Questo nessuno te lo toglie, questo funziona sempre. Perché ti dico che spiritualità, sottolinea bene questa frase che ti sto dicendo adesso, spiritualità non vuol dire manifestazione di doni. Spiritualità vuol dire carattere cristiano, frutto dello Spirito. È quello che conta, è la tua identità cristiana, quello che tu sei. Quando la persona ti accusa tu stai tranquillo, questo è carattere cristiano. Quando ti succede qualcosa nella tua vita e tu pieghi le ginocchia, questo è carattere cristiano. Ma dono dello Spirito non vuol dire spiritualità, non vuol dire maturità, perché i Corinti avevano un'abbondanza di doni spirituali, ma erano immaturi. E l'Apostolo lo dice, non ho potuto parlarvi a spirituali perché voi siete bambini in Cristo. Questa è la prima distinzione che facciamo, fratelli, stamattina.
Spiritualità non vuol dire avere un dono dello Spirito manifesto e attivo, ok? Perché questo significa, dono dello Spirito è carisma, azione della grazia di Dio. Seconda distinzione, la seconda distinzione che noi dobbiamo fare, quello che abbiamo accennato prima, è che c'è una differenza sostanziale tra i doni dello Spirito e i falsi doni dello Spirito. Non a caso qua nel capitolo 12, nel versetto 2, dice: voi sapete che quando eravate pagani eravate trascinati dietro agli idoli muti secondo come vi si conduceva. Perciò vi faccio sapere che nessuno parlando per lo Spirito di Dio dice Gesù è anatema. E nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Allora i Corinti cosa succedeva? Si convertivano ma portavano dentro di sé, come ho detto prima, delle strascichi delle loro religioni misteriche. Entravano nella Chiesa e i Corinti avevano una cosa molto interessante. Consideravano che l'estasi fosse l'esperienza spirituale più alta che esistesse nel tempo. Queste persone entravano nella Chiesa, questi sono i registri storici, non soltanto biblici, ma anche nella storia. Le persone cominciavano a ripetere le stesse parole nei culti, no? In modo ossessivo. A un certo punto qualcuno diceva, come dice qua la parola di Dio, e Paolo lo dice perché era successo davvero, qualcuno dice Gesù è maledetto. Gesù è anatema. E Paolo avverte queste persone, dice state attenti, perché mentre voi fate i vostri culti, mentre queste persone cominciano a ripetere ossessivamente queste parole, qualcuno ha detto Gesù è anatema, vi rendete conto? E magari qualcuno ha detto anche amen. Fratelli, misticismo nella Chiesa è una cosa pericolosissima, pericolosissima. Chi è che ha mai sentito parlare della Toronto Blessing, benedizione di Toronto? Nessuno di voi? Andate su internet perché non voglio che siate ignoranti su questo. Qualche anno fa nella città di Toronto è successo che c'è stata in una chiesa cristiana evangelica una manifestazione dello Spirito. Fratelli, voi vedrete dei video che sono scioccanti, ok? Persone che si mettono a quattro zampe e cominciano a fare i versi degli animali, i pastori che prendono al guinzaglio questi, li portano in giro per la chiesa, robe da matti, ma è la benedizione dello Spirito Santo, lo spirito del leone di Giuda che si manifesta. Gente, un'esagerazione, vi rendete conto? Chi mi dice che queste persone non siano possedute da spiriti maligni? Io tremo quando le chiese cominciano a permettere queste manifestazioni, a lasciare entrare queste cose nelle proprie assemblee. È una cosa terrificante perché la Chiesa si spacca. E noi non dobbiamo permettere, fratelli, noi dobbiamo essere biblici. L'Apostolo Paolo era preoccupato per i Corinti, diceva nessuno può dire Gesù è anatema. Facciamo una parentesi. C'è il famoso dono delle lingue. Premetto, ok? Io non sono contro il dono delle lingue, assolutamente. Io sono a pro di tutti i doni dello Spirito, non sono un cessazionista, ok? Non dico che i doni sono cessati nell'era apostolica, io credo in tutti i doni dello Spirito. Però, fratelli, proviamo a immaginare una situazione di questo tipo. Oggi un fratello o una sorella si alza, comincia a parlare in lingue strane, ok? E alla fine di questa manifestazione tutti diciamo amen. Siamo sicuri di quello che abbiamo detto amen? State capendo quello che vi dico? Se qualcuno non interpreta, se qualcuno non dice no, io capisco quello che dice quel fratello, io capisco quello che ha detto così, 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 noi possiamo dire amen? Non possiamo, gente. Perché? Perché può darsi che quella persona abbia detto Gesù è maledetto. E noi non possiamo permettere questo nella Chiesa. L'Apostolo Paolo dice, siano 2 o 3 al massimo a parlare lingue e un altro interpreti. Capisci che nella cultura ebraica c'era questa cosa dei 2 testimoni, che la testimonianza era valida, perciò uno parla e l'altro interpreta. Ok? Quindi dobbiamo essere ordinati come l'Apostolo Paolo stava cercando di ordinare queste cose, no?
e noi dobbiamo riconoscere la differenza che c'è tra un dono spirituale dello Spirito Santo e un dono spirituale che viene dall'altra parte, perché è possibile. Allora attenzione fratelli, noi dobbiamo fare un filtro attraverso la parola di Dio di tutto quello che succede all'interno della Chiesa. Quindi la seconda distinzione che noi facciamo, la prima è stata qual è il dono? Il dono è lo Spirito Santo, la manifestazione è il carisma. La seconda distinzione che noi abbiamo fatto in questo testo biblico è ci sono doni dello Spirito Santo, sì, o carismi dello Spirito Santo, ma ci sono anche doni che sono imitati dal nemico e noi dobbiamo stare attenti a questo. Ricordatevi di andare a vedere su internet Toronto Blessing, ok? O la benedizione di Toronto. Andate a vedere che è molto interessante, comincerete a scandalizzarvi, gloria a Dio, ok? Per questo. C'è una terza distinzione che io voglio fare in questo testo biblico. La terza distinzione è tra carismi, ministeri e operazioni. Noi vediamo questa realtà nel versetto 4, 5 e 6. Dice: ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Allora ci sono tre definizioni qua. La prima è la parola diversità di doni. La seconda è la diversità di ministeri e la terza è diversità di operazioni. Ok? Doni, ministeri e operazioni sono tre cose completamente diverse l'una dall'altra. Mi spiego. Il ministero non è il mio dono non è il ministero, ok? Ci sono donne che hanno dono di pastore. Attenzione, attenzione. Donne che hanno dono di pastore. Dove possono amministrare il dono di pastore le donne? Con i bambini, con altre donne. Ma i doni non sono preclusi alle donne perché sono donne. State capendo quello che vi dico? Dio dice che tutti siamo uguali, dipende da dove noi impieghiamo i nostri doni all'interno di un ministero. Quindi io posso essere, per esempio, pastore e posso essere pastore in un ministero di insegnamento, posso essere pastore all'interno di un ministero di bambini, posso essere pastore all'interno del ministero di anziani o di giovani e quello è il mio ministero e io amministro questo mio dono, questo mio carisma all'interno di quel ministero. E poi dice che c'è differenza di operazione, questa è l'estensione del mio ministero, ok? Quindi dono è la mia capacità soprannaturale. Ministero è dove io amministro questo dono e terzo la capacità di operare in modo diverso. Può essere che io abbia un ministero locale, un ministero nazionale o addirittura mondiale. Ci sono pastori che scrivono libri letti in tutto il mondo. Questa è una diversità di operazione, ok? State capendo quello che vi dico? È fondamentale che capiamo questo, ok? Perché così noi capiamo esattamente cosa Dio ha nella sua mente. Fratelli, non è che se noi abbiamo un ministero che si limita a 10 persone, è un ministero da mettere in seconda categoria. Non è questo, è Dio che decide l'ampiezza dell'operazione che tu farai. Noi a volte ci preoccupiamo, Signore, fammi raggiungere l'estremità della terra con quello che io faccio. Io dice, ok, prima comincia dalla tua piccola Gerusalemme, no? Poi vediamo se io ho modo e anche possibilità e soprattutto se tu sei predisposto a che la tua operazione si ingrandisca sempre di più. Quindi dono, ministero e operazione è una distinzione fondamentale che noi dobbiamo fare. Tutti nella Chiesa hanno un dono. Dio non preclude nessuno a nessun dono. La donna può insegnare? Sì. Dipende dove. Perché c'è una cosa interessante, no? Che tante chiese dicono la donna non può neanche parlare in assemblea. Allora mi dite perché l'Apostolo Paolo dice che le donne che pregano o profetizzano, quindi la donna può parlare sì. È ovvio che tutti possiamo avere la possibilità di avere un dono, qualsiasi esso sia. Ma l'importante è come noi le impieghiamo nel nostro ministero con l'ampiezza della nostra operazione che il Signore ci dà da fare. Okay? La chiesa più bella che io ho visto in Brasile
Io adesso scandalizzerò qualcuno, ma ogni tanto mi piace. La chiesa più bella, nella mia teologia ho difficoltà, questa è una cosa mia personale, ho difficoltà di vedere una donna pastore, ma nella mia teologia. Domani non lo so, il Signore mi parlerà in modo più approfondito, non lo so, ok? Non vado all'inferno per questo e neanche tu se pensi in modo diverso da me. Però ti dico, la chiesa più bella che io ho visto in Brasile è stata guidata da una pastora, calda, teologicamente corretta, molto accogliente, predica biblica. Gente, io cosa ci posso fare? Se il Signore vuole può fare. Ok? E quindi nessuno di noi è precluso ai doni, nessuno di noi ha la possibilità e la capacità di dire a Dio no, tu non puoi dare dono a quello o a quell'altro, perché Dio fa quello che vuole con noi. Okay? Dipende però se noi stiamo all'interno della teologia e del pensiero biblico che Gesù ci ha lasciato registrato nella sua parola. Un'altra distinzione che noi dobbiamo fare è quella fra i sentimenti umani e quelli spirituali che sono provocati dalla riscoperta dei doni. Una chiesa che funziona è una chiesa che riscopre i doni, i carismi spirituali. Però attenzione, fratelli, l'Apostolo Paolo ci ha messo in guardia in questo testo biblico. Perché? Perché? Perché lui dice, ci sono gli occhi che a un certo punto dicono al piede, io non ho bisogno di... E il piede che dice all'occhio, siccome io non sono occhio, io non sono parte del... Sono due sentimenti, fratelli, che sono normali nella Chiesa. No? A volte noi vediamo i doni evidenti che stanno qua davanti, no? Chi predica, chi canta, chi amministra, doni molto evidenti. E vi dico una cosa, diffidate dei falsi umili. Diffidate dei falsi umili, perché molto spesso doni molto evidenti non vuol dire che la persona è una persona umile, perché come ho detto prima, dono non significa maturità. Ci sono all'interno della Chiesa, chi sta davanti deve avere uno spirito umile che deve lavorare tutti i giorni. E fratelli, vi dico, ogni tanto io prego il Signore perché capisco, mi sto aprendo con voi, no? Penso che siete una chiesa matura per capire. Tante volte io dico, Signore, se mi sto inorgogliendo, mandami un problema in modo che io viaggi voli basso. E l'Apostolo Paolo, sapete perché condivido con voi questo? Perché l'Apostolo Paolo a un certo punto ha pregato il Signore, vi ricordate quando lui aveva questa spina nella carne? Che diceva, Signore, toglimi questa spina dalla carne, e il Signore le ha risposto, no Paolo, perché se io ti tolgo questa spina, tu ti inorgoglisci. Quindi se l'Apostolo ha lasciato scritto nella Bibbia questa cosa qua, e lui stava dicendo praticamente alla Chiesa, fratelli, io di natura sono orgoglioso, non so tu. Io di natura, la mia natura è essere orgoglioso, di non perdonare, di innalzarmi di questo, però ho detto, Signore, se questa è la mia natura, fammi viaggiare basso. Mandami un problema al giorno, leva il medico di torno, il diavolo di torno. Se tu ti stai inorgogliendo, fratello, preghi il Signore e di, Signore, mandami un problema. Vuoi farlo insieme a me questa preghiera? No, eh? È una bella responsabilità, ma sapete perché, fratelli? Perché questi doni dello Spirito a volte ci fanno, io sono il predicatore, no? Io sono il segretario. Se metto lì la firma, tu vai all'inferno. Ci sono le segretarie nelle chiese battiste sono tremende. Tu sai che ci sono quelle segretarie che ti guardano, se fai qualcosa diverso da quello che è stato scritto, io ti mando all'inferno nel 7° girone. I diaconi poi in Brasile sono tremendi, i diaconi sono, no, non è per Astrid che è una persona dolcissima, ma mi puoi confermare che i diaconi in Brasile sono considerati carabinieri delle chiese? È vero? Io sono diacono, quindi manca solo che mettano la divisa della Wehrmacht di Hitler, ok?
Io ho visto diaconi riprendere il pastore perché è arrivato 5 minuti in ritardo. Robe da matte, ma va bene. Quindi, fratelli, i doni possono provocare. Io non ho bisogno di te. Io sono qua, sono nella mia posizione, nel mio pulpito. Ascolta, cane infedele. Non è così che funziona, fratelli. Perché il dono è al servizio degli altri. Il dono è servire, carisma è servire. E Gesù, quando ci mostra che lui era il top, il soprassumo di tutti i doni dello Spirito Santo, durante l'ultima cena e nelle ultime ore di vita, che cosa ha fatto? Niente, che scena straordinaria. Si è tolto le vesti di maestro, guarda come la parola ci insegna. Si è tolto le vesti di maestro. Sapete che la veste di Gesù era fatta di una cucitura, senza cuciture, no? Quindi erano le vesti, quelle dei re. E la parola di Dio ci dice che durante l'ultima cena lui si è tolto questa veste, è come se lui dicesse: mi tolgo la veste di re, con tutti i doni che io ho, mi inchino e comincio a lavare i piedi ai miei discepoli. Gente, che scena. Cosa faresti tu se sai di dover morire di qui a poco? C'è stato un mio amico che mi ha detto, cristiano, mi ha detto: se io sapessi che devo morire domani, le combino tutte, di tutti i colori, in queste 24 ore, così godo quello che non ho goduto in tutta la mia vita. Ho detto: non hai capito niente di cosa vuol dire essere cristiano. Fratelli, avere un dono significa essere dei servi. E ti dico una cosa, guarda cosa dice l'Apostolo Paolo, verso la fine di questo capitolo, molto interessante. Quando dice, al versetto 28, dice: e Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, eccetera, eccetera. Allora vi chiedo, sta facendo una classifica dei doni, sì o no? Sì o no? Sì. Sta facendo una classifica delle persone che portano questi doni? Adesso attenti alla risposta. La prima domanda è: sta facendo una classifica dei doni, sì o no? Sta facendo una classifica delle persone che portano questi doni? Più il tuo dono è grosso, più sulle tue spalle pesa una responsabilità. Gli apostoli avevano la responsabilità di fondare la Chiesa, di dettare la dottrina, di restituire la Chiesa pura a Cristo. Gente, più il tuo dono è evidente, più tu hai un carico sulle spalle. Capisci questo? Che responsabilità, gente. In primo posto degli apostoli, poi i profeti, quelli che parlano da parte di Dio al popolo. In terzo luogo dei dottori, quelli che insegnano la dottrina. In quarto luogo, eccetera, eccetera, eccetera. Niente. Più il tuo dono è grande, più tu hai responsabilità di amministrare quello che Dio ti ha dato per la sua gloria e non per la tua gloria personale. Quindi noi dobbiamo fare una separazione dei sentimenti che Dio ci dà attraverso i doni spirituali, quelli che sono i doni più evidenti. Noi dobbiamo andare a fare che cosa? Rendere onore alle parti che più ne mancano. E gli altri, quelli che hanno i doni meno evidenti, non devono sentirci esclusi dal corpo di Cristo. Questa è la cosa che noi dobbiamo fare in modo fondamentale. E ultima cosa che noi dobbiamo distinguere, la quinta distinzione, è una distinzione molto marcata, come abbiamo detto prima, che Paolo ci tiene a farla ovviamente al termine del capitolo 12. La distinzione tra un risveglio, state attenti a quello che vi dico adesso, la distinzione tra un risveglio spirituale fatto attraverso la riscoperta dei carismi e la riscoperta dell'amore agape. Tu vuoi una chiesa viva? Tu vuoi una chiesa efficace che conquista anime? Tu vuoi una chiesa che dia una testimonianza che fa un impatto nella società? Ricordati bene che l'Apostolo Paolo ti dice: ok, i doni sono parte della realtà spirituale della Chiesa, ma gli dice: ora io ti mostrerò una via più alta. Vuoi un risveglio spirituale nella Chiesa? Allora noi dobbiamo imparare ad amare con l'amore agape di Dio. I doni a volte dividono le chiese,
I doni a volte creano categorie di credenti, serie A e serie B, invece che promuovere unità e senso di appartenenza. Ma l'amore agape di Dio, l'amore senza condizioni che va ricercato e perseguito, non viene mai meno. Ci sono 15 caratteristiche in 1 Corinzi 13 dell'amore agape di Dio. Queste caratteristiche soppiantano, mettono in secondo piano tutti i doni e li fanno passare in serie B. Pastore, è giusto richiedere i doni, desiderare i doni? Sì, giustissimo. Pastore, noi dobbiamo chiedere in tutti i doni dello Spirito Santo? Sì, l'importante è che tu sappia che il dono è un carisma, un'azione che Dio fa. Può essere oggi, domani no, dipende se Dio vuole o meno. Ma ricordati una cosa, che la via più alta di tutti è cercare sempre l'amore agape di Dio. L'amore è paziente, è benigno, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è quello che noi dobbiamo ricercare. Fratelli, nella libreria spirituale del nostro cuore mettiamo tutte le cose al posto giusto, secondo la categoria e secondo la classe che il Signore ha già stabilito nella sua parola. Vuoi un risveglio spirituale nella tua Chiesa? I doni vanno benissimo, ma ricordati che sopra di tutto ci vuole l'amore agape di Dio. Che il Signore ci benedica.